Allora passiamo al secondo argomento. Il secondo argomento lo porta avanti il nostro caro Claudio Cecotti, ben conosciuto come astronomo e gnomonista in Friuli Venezia Giulia, astrofilo della nostra regione. L'anno scorso ci aveva fatto una promessa di parlarci appunto di questo argomento, in questo luogo, Jaipur in India, con tantissimi strumenti gnomonici. Un ringraziamento anche in particolare, colgo l'occasione, ai vari gnomonisti, non solo della nostra regione, ma anche a quelli venuti di fuori della nostra regione. Sono venuti da Treviso, da Milano, da Carle, ma anche da dove il signore, se non sbaglio? Da Trieste, quindi già nella nostra regione. Bene, allora a Claudio Cecotti. Allora, Jaipur è in India. E come arriva la scienza astronomica in India? La storia è piuttosto lunga. Si parte da Alessandro Magno, che arriva alle porte dell'India e apre, diciamo così, la comunicazione tra l'Occidente e l'Oriente. L'Occidente, che aveva grande eredità babilonese, il sapere greco ormai si era già ampiamente sviluppato, non così in quelle aree orientali. Un altro elemento di unificazione dagli effetti piuttosto devastanti per l'Iran sono stati i mongoli. I mongoli sono arrivati dall'estremo oriente, invasori distruttivi, incapaci inizialmente di costituire unità politiche stabili e quindi girano a destra e a sinistra finché costituiscono un impero duraturo nell'India nord settentrionale, e dove alla fine rimangono stabilmente per qualche secolo. Allora, i mongoli, come tutte le popolazioni guerriere che conquistano popoli di elevata civiltà, finiscono per essere conquistati dalle civiltà dei popoli che loro hanno conquistato. Così è accaduto per i Romani con la Grecia, è accaduto per gli Arabi con la conquista della Persia, e anche i mongoli si sono adeguati. E qui possiamo vedere alcuni nomi di personaggi che hanno favorito lo sviluppo dell'astronomia. Per esempio Hulagu Khan, che era nipote di Merlano, e ha permesso la costruzione di un osservatorio astronomico, quello di Maraghe, nell'Azerbaigian iraniano, che fu condotto poi da Nasiruddin Tusi, che fu poi il modello di tutti gli osservatori astronomici dell'Oriente. Poi abbiamo un altro, Ulugh, che ha sviluppato la scuola astronomica di Samarcanda come osservatorio, e quant'altro era possibile. Vi faccio notare le due epoche. Qui siamo proprio all'invasione mongola del 1258. I mongoli conquistano e radano il suolo Baghdad e distruggono il califfato. Qui ormai siamo, diciamo, a una fase di semistabilità. Torno a dire 1449. Sono questi osservatori quelli che sono precedenti all'invenzione del telescopio, quindi grandi strutture che permettono di fare delle misure proprio in dipendenza delle grosse dimensioni dell'apparecchiatore. Ecco, qui adesso veniamo a parlare di questo Maharaja Savai Jai Singh II. Era un signorotto locale in pratica, no? Voi vedete, questa è una rappresentazione del personaggio. La storia ci tramanda diciamo delle notizie anche riguardanti il suo fisico. Voi cosa notate lì del suo fisico? I piedi, no? Bravi. No, era ambidestro. Probabilmente quello lì è una cosa fatta un po' male da chi l'ha disegnato. Invece la storia ci racconta che era ambidestro questo personaggio. Cose così insignificanti che vengono trasmesse dalla storia. Salì al trono a 11 anni, ma lui non era un re, era praticamente un vassallo dei Moghul, dei mongoli. Fu molto
curata la sua educazione, e i Moghul gli attribuirono il titolo di Savai, che sta a significare che è una persona eccellente, che vale un quarto di più delle altre persone. In pratica, questo è il significato. Allora, questo signore praticamente era il principotto di questa città Amber, che sta nel nord dell'India all'epoca del grande imperatore Moghul Aurangzeb. È un nome di derivazione persiana che vuol dire la bellezza del trono. Zib in persiano vuol dire bellezza, Aurang è il trono. E lui si era dedicato a studi di ogni genere, si dice che fosse una persona estremamente colta, e poi costruì Jaipur, che poi divenne la sua capitale. Jai, vedete? Jai, la città di Jai praticamente. Allora, questo personaggio a un certo momento pare che si fosse trovato in una particolare situazione. Allora, tanto fotografiamo un po' la situazione dell'epoca. L'astrologia era l'elemento fondamentale di riferimento delle culture dell'epoca. Quindi i sovrani, quando dovevano fare una operazione militare, un viaggio, qualcosa di importante, verificavano che la data in cui iniziava la loro impresa, quindi il Natale, diciamo, la data natale di fondazione di quello che avrebbero fatto, fosse in giornate dal punto di vista dell'oroscopo favorevoli. E quindi c'era stata una riunione, e questo si dice per giustificare poi quello che il nostro amico farà, e c'era stata una riunione per stabilire se la data era buona. Lì deve esserci stata gran confusione fra gli astrologi, perché probabilmente non avevano buone misure per stabilire se la data si poteva, insomma, stabilire con qualche certezza. Allora il nostro ha capito che i dati degli astrologi di corte non erano adeguati, e quindi pensò di costruire dei centri astronomici che dovessero servire per, diciamo, dare dati migliori agli astrologi, perché poi in fondo gli astrologi cosa avevano bisogno? Dei dati astronomici, e poi loro interpretavano. Allora, e costruì non uno ma ben 5 centri astronomici. La cosa a questo punto ci lascia un po' perplesso, anche perché bisogna pur dare un'interpretazione agli eventi storici. Io ho fatto notare la data. Questo avviene, queste costruzioni, in particolare quello di Jaipur, è completato nel 1727. 1727 è la data di morte di Newton. Quindi voi capite che l'Europa è oltre, ma di molto di questo. Ormai ci sono i telescopi in Europa, non si fanno più queste cose qui, non si immaginano nemmeno. L'ultimo che fece strumenti di questo tipo in qualche modo è stato Tycho Brahe a Oranienburg e a Praga. Poi non abbiamo più nulla di questo, e parliamo del 1500. Allora, o qui c'era un forte gap tecnologico, oppure si è voluto fare una, diciamo così, struttura quasi per riprodurre storicamente un mondo che ormai stava passando, e per fornire comunque agli astrologi delle strutture adatte per il loro lavoro. Quindi qui bisogna anche interpretare l'evento. Ecco la visione completa di questo osservatorio. Noi giustamente non possiamo parlare di tutti gli strumenti, metteremo a fuoco praticamente due. Perché è di una dimensione tale che ne avremo delle immagini complete, e questo, che può sembrarvi strano, ma pure voi in altra scala, in altre dimensioni, l'avete visto all'inizio della conferenza. Sì. E quindi voi non vi siete accorti, ma questo l'avete visto nella locandina della conferenza. Allora, di nuovo torniamo a vedere i nostri due oggetti da un'altra prospettiva. Vedete questa scaletta, questo è un ognomone praticamente, e qui vedete una parte di questo arco. Qui invece vedete che c'è una struttura a due facce.
Ecco, adesso andiamo nei particolari del primo di questi due strumenti. Ecco, probabilmente, come accadeva molte volte all'epoca, quando si doveva fare una costruzione di grandi dimensioni, prima se ne faceva un modello più piccolo, se stava in piedi poi avevamo le indicazioni per fare quello successivo. Quindi questo, che è una piccola meridiana, abbiamo l'ognomone che vedete qui, che fa da indicatore con le ombre che passano da una parte all'altra, e questa meridiana è lunga solo 27 metri. Quella più grande, quella che poi sarà costruita in secondo tempo, invece è lunga 44 metri, quindi vedete che è una dimensione notevole. Le divisioni ovviamente vanno in ore da una parte all'altra e poi in minuti, e quindi addirittura sono divisi i minuti in 3 parti, quindi abbiamo una precisione nelle misure di circa 20 secondi. Voi capite che per l'epoca una divisione di questo tipo è veramente eccezionale. Qui il Maharaja ha voluto proprio immortalarsi, insomma. Ecco, vedete qui una foto fatta da un amico che mi ha ripreso proprio le gradazioni riportate sulla pietra, e qui vedete l'immagine, vi dico che è difficile avere un'immagine completa dell'altra meridiana equatoriale, che invece è di 44 metri. Quindi vedete una cosa enorme, che ha però un'altra precisione, una precisione che arriva fino a 2 secondi. Quindi la dimensione ha compensato la mancanza di strumenti ottici, questo è il particolare, no? Quindi strumenti di grandi dimensioni per ovviare alla mancanza di strumenti ottici, che stranamente, parliamo, torno a dire, del 1727, ormai in Europa ci sono gli studi di Newton sulle ottiche per fare i telescopi a riflessione invece che a rifrazione, via avanti. Qui appare, non so, c'è da pensare che nessuna notizia ci fosse arrivata. Nonostante ci siano dei quadri che riprendono il nostro Maharaja, che parla con un portoghese e un sacerdote proprio a Jaipur, e penso che quelli qualcosa ne dovevano sapere. Ecco il modellino della grande meridiana, modellino che voi potete vedete, la struttura è sempre quella. Questo è un arco posto sul piano dell'equatore, questo è inclinato secondo l'asse terrestre. Lo studio che fu fatto consigliò di aprire queste finestre, perché evidentemente la zona è ventosa, perché non capitasse che qualche uragano si buttasse giù la struttura dell'ognomone. Ecco, quindi questo è la grande meridiana. Adesso passiamo, come vi dicevo, all'altro oggetto misterioso, che è questo. Allora, voi, vi dicevo, l'avete già visto, no? Allora, guardiamo bene come sono fatte le due facce. Allora, una faccia che è rivolta a sud, con il suo gnomone qui al centro, e l'altra che è rivolta a nord. Sono le due facce di una meridiana equatoriale, come quella che andremo a inaugurare oggi pomeriggio, in forma leggermente più piccola. Oggi verso mezzogiorno, in forma leggermente più piccola, semplicemente perché è stata operata è stata fatta questa operazione, praticamente è stata tagliata questa faccia fuori l'altra e le due facce sono state incollate assieme, ed è quello che è il lavoro della meridiana che si va a inaugurare da Ielo, che sono l'unica pietra. Ecco, quindi queste due facce perché sono fatte in questa maniera? Perché questa è illuminata durante il periodo della primavera-estate, l'altra in autunno, cioè questa in estate e questa in autunno-inverno, perché il sole sta una volta sopra e una volta sotto l'equatore, e quindi è necessario avere una doppia inclinazione. La gradazione di queste, che è già notevole, avete visto le dimensioni dell'oggetto, è una
correzione che arriva fino a 1 minuto. Ecco, vedete, con questo particolare, proprio anche il rapporto alle persone, perché se non abbiamo una persona vicino non ci rendiamo conto della dimensione dell'oggetto, e qui vedete la complessa numerazione che poi è stata amplificata in epoca moderna. Qui sotto sono numeri nostri, numeri moderni, mentre qui sono numeri indiani, quelli tradizionali, quelli che risalgono all'epoca della costruzione. Quindi il problema, torno a dire, di questo monumento della gnomonica, penso che sia da riflettere soprattutto sulle sue giustificazioni dal punto di vista della costruzione e anche sulla modalità della scelta degli argomenti che sono stati messi in rapporto, diciamo così, al fatto che ormai probabilmente la conoscenza del telescopio e di strumenti più raffinati poteva essere introdotta. Ecco, guardate questo particolare della gradazione in cui si distingue molto bene, vedete qui sotto, le ripartizioni di ciascuna ora nella struttura.